Questa è una delle morti più inquietanti mai riprese in video. Nel 2013 Elisa Lam, una ragazza canadese, soggiorna in un hotel di Los Angeles. Tutto sembra normale, finché non sparisce nel nulla. Giorni dopo, la polizia trova un video registrato da una telecamera dell'ascensore ed è qui che inizia l'incubo. Elisa entra, ma si comporta in modo stranissimo. Preme tutti i pulsanti, guarda fuori come se qualcuno la stesse seguendo. Si nasconde, fa gesti inspiegabili con le mani, poi esce e sparisce per sempre. Dopo settimane il suo corpo viene trovato dentro un serbatoio d'acqua sul tetto dell'hotel. La cosa più assurda? L'accesso era difficile e nessuno sa come ci sia arrivata. Ancora oggi il caso resta un mistero. Secondo te, cosa le è successo davvero?